Lunedì rientrano in classe, queste 9 classi rientrano all'istituto della primaria, 9 classi, quindi parliamo di circa 150 bambini. Auguriamoci naturalmente che tutto vada per il meglio, compresi i tamponi che oggi verranno effettuati di ritorno. Con la scoperta di 7 alunni e un insegnante positivi, la scuola primaria Fratelli Bandiera è malcontenta e ad oggi il primo e unico focolaio di variante inglese al coronavirus nel territorio comunale di Venezia. In vista del rientro in classe dopo la sospensione delle lezioni in presenza, l'assessore comunale alle politiche educative Laura Besio ha compiuto un sopralluogo nell'istituto assieme tra gli altri al presidente della municipalità di Marghera Teodoro Marolo. Oggi si sono espletate tutte le attività di sanificazione dell'intero istituto, palestra compresa. L'occasione è stata utile per portare un saluto alla dirigente scolastica, la dottoressa Laura Alemanno, e anche a una rappresentanza dei genitori che era presente, che in primis ha bisogno di rassicurazioni. Nei giorni scorsi le vaccinazioni del personale scolastico comunale hanno portato al forfait di 47 maestre e 16 dipendenti non docenti per effetti collaterali. CGIL e UIL hanno accusato il comune di disorganizzazione nelle vaccinazioni. Per Besio le scelte dell'amministrazione hanno invece limitato i disagi. Abbiamo scelto come amministrazione comunale di tenere chiuso il venerdì pomeriggio il servizio proprio da un lato per garantire la maggior copertura vaccinale, sicuramente anche per convogliare tutte le maestre nella prima parte della mattinata, sapendo, essendo anche stati messi in guardia sugli possibili effetti collaterali dei vaccini, che si sarebbero potute verificare delle assenze. E le assenze, devo dire la verità, sono state veramente importanti, non ci avrebbero permesso di aprire alcuni plessi. In questa maniera siamo riusciti quantomeno a garantire in sicurezza il servizio per la mattina.